Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale odierno. Prego il segretario automobile a fare l'appello. Fiumi, Luciano, Boso Arianna, Russo Alessandra, Guanto Giuseppe, Comiso Giovanni, Marchesano Rocco, Barbaro Vicario, Annette Sala, Alessandro Renza, Massiero Risto, Romassano Romea, Piotto Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Francesco Luca, Ferraro Marina e Lorenzo Petrucci. Nomino come scrutatori questa sera Tanassia, i consiglieri Tanassia, Antelmo e Capiotto quando arriverà. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Ci sono interrogazioni e interpellanze? Consigliere Antelmo. Grazie Presidente. L'oggetto della interpellanza è lo Street Food Festival 2019. I sottoscritti Luca Anselmo, Rosanna Conte, Carlo Miolo, consigliere comunale della lista civica Miolo Sindaco, preso atto dell'incontro informativo organizzato lo scorso 28 febbraio dalla Confcommercio relativamente alle manifestazioni estive, in particolare riferimento allo Street Food Festival. Avendo appreso che sarebbe intenzione di questa amministrazione avallare l'ipotesi in merito all'organizzazione dello Street Food Festival nella settimana centrale di Ferragosto, ritenuto che ogni manifestazione sportiva, culturale e più in generale turistica tale da garantire capacità attrattive in termini di presenze e un conseguente riflesso positivo per gli operatori economici del territorio è ben vista dall'intero Consiglio Comunale, considerato che tutte le attività organizzate nei periodi di bassa stagione, ovvero nei periodi di maggio-giugno e da metà settembre ai primi di ottobre, hanno come scopo principale l'allungamento della stagione turistica, assumendo conseguentemente un carattere strategico per tutte le attività ricettive e commerciali di Cavo, saputo peraltro che sarebbe pure intenzione degli organizzatori dell'evento di allestire un'area dormitorio nei pressi di Piazzale Olimpia. Rilevato che nel periodo di Ferragosto Cavo è già al limite della sua potenzialità logistico-ricettiva, tenuto conto infine che in merito all'ipotesi suscitata c'è stata una raccolta di firme da parte degli operatori di Cavo per far sì che a ciò non venga data concretezza, ovviamente nel periodo previsto. Tutto ciò premesso, si richiede di sapere che senso avrebbe per l'amministrazione comunale dare avallo allo svolgimento della manifestazione in oggetto durante il periodo di Ferragosto, per quale ragione non si è ritenuto o non si ritiene di partecipare a tale evento, se esistono altre motivazioni non note agli interpellanti per le quali l'amministrazione comunale eventualmente vorrebbe mantenere la manifestazione nel periodo indicato, se infine esistono nel caso e nel caso quali sarebbero impegni che l'amministrazione comunale avrebbe assunto o intenderebbe assumere nei confronti degli organizzatori di tale evento. Firmato il consigliere. Grazie, ce ne sono altre. Capogruppo Ferraro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interpellata con risposta scritta ai sensi degli articolo 16 del regolamento comunale. Eventi e manifestazione estate 2019. Tra poco inizierà la nuova stagione estiva e da oggi non abbiamo ancora un calendario completo delle attività e delle manifestazioni che si svolgeranno nel nostro territorio. Desta particolare perplessità la richiesta di effettuare l'evento Street Food Festival nel mese di agosto, periodo in cui la domanda turistica verso la nostra località è sicuramente superiore all'offerta, come dimostrano i dati dei flussi turistici del 2018 nel periodo in questione. Nell'ottica di ampliare la stagionalità di periodi di bassa affluenza turistica come aprile, maggio, settembre, ottobre, non si comprendono le ragioni di spostare da settembre ad agosto un evento così importante che ha avuto un ottimo riscontro di visitatori
febbraio Confcommercio Cowork di Bione Caule ha organizzato presso il centro civico un incontro formativo con i soci della delegazione di Caule, in cui si è parlato della programmazione delle manifestazioni estive sul territorio, con particolare riferimento a Street Festival 2019 previsto per metà aprile. I partecipanti hanno subito espresso le loro perplessità in merito alla data prevista per l'evento, proponendo diverse alternative, ma l'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Boato, non hanno dato nessun segnale di apertura e di collaborazione rispetto alle domande specifiche di operatori commerciali e turistici che in quella sede difendevano sicuramente i propri interessi, ma anche quelli dell'intera collettività. Facendo un passo indietro, poco dopo la conclusione dell'evento Wonderland durante le festività natalizie, si era sparsa la voce di una manifestazione analoga con ospiti nazionali e internazionali durante la stagione estiva, riproponendo le date di settembre, visto il grande successo della scorsa edizione. Ma in quel periodo il Piazzale Olimpia, che ospiterebbe la manifestazione Street Food Festival, è riservato e quindi non utilizzabile per l'evento sportivo Campionati Europei Master di Atletica Leggera, di cui si sanno già le date da almeno un anno. Quindi, perché dire una data quando si sapeva perfettamente che non poteva essere rispettata? Su mandato di Confcommercio è stata autorizzata una raccolta firme di imprenditori turistici e commerciali, contrari non all'evento, ma alla sua collocazione in agosto e più precisamente dal 13 al 18. Alla data del 12 marzo, giorno di chiusura della raccolta, hanno aderito alla petizione più di 200 aziende che operano nel nostro territorio, cercando di migliorare l'offerta turistica a fronte di una tassazione fiscale davvero onerosa. Controllando il programma della manifestazione in oggetto si evidenziano alcuni dati su cui vale la pena fare alcune riflessioni. 80 furgoni track food, un hotel campeggio costruito in prossimità del parco del pescatore, una programmazione musicale di 6 serate fino alle 2 di notte. Preoccupa inoltre la situazione della viabilità durante il mese di agosto, considerato l'enorme afflusso di partecipanti previsti per l'evento, congiuntamente al traffico estivo previsto per il mese in questione. Tutto ciò premesso, si chiede a questa amministrazione di avere il piano programmatico dettagliato delle manifestazioni previste per la stagione estiva 2019, verificare la possibilità di ripristinare l'evento Street Food Festival 2019 a fine settembre, così da poter creare domanda turistica in periodi di bassa stagione, aumentando la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera. Oppure, in alternativa, anticipare l'evento alla fine di luglio, periodo statisticamente meno intenso dal punto di vista della presenza turistica. Di verificare se gli organizzatori dell'evento pagheranno gli oneri di occupazione solo pubblico, compreso l'allestimento di strutture ricettive presso il parco del pescatore come visionato dal progetto. Di rendere più fruibile il parcheggio ecopark, implementando il servizio di trasporto pubblico nel territorio e attivando il servizio navetta ancora non in essere. Di creare percorsi e servizi ciclopedonali tali da garantire la fruibilità del nostro territorio tutelando l'ambiente. I consiglieri Marisa Ferraro e Catiuscia Doretto. Grazie, ci sono altre interventi. Consigliere Conte. La risposta scritta già depositata. Oggetto scuola elementare San Giorgio di Renza. Sottoscritta Rosanna Conte, consigliera comunale della Genere del punto di vista civica, Gnolo Sindaco. Venuta a conoscenza da parte di alcuni genitori preoccupati della possibilità che il prossimo anno scolastico non verrebbe istituita la prima classe della scuola primaria elementare nella frazione di San Giorgio di Renza, e ciò a causa del fatto che il numero di scolari necessari sarebbe inferiore rispetto al minimo previsto. Preso atto che tale preoccupazione è stata manifestata dai genitori attraverso una raccolta di firme, nelle quali si dice tra l'altro che, al di là della norma, per i nostri bambini e per le nostre famiglie è fondamentale mantenere l'istituto scolastico, ora attivo e apprezzato anche dai residenti dei comuni limitrofi, e assicurare in deroga la formazione di classi anche con un numero ridotto di alunni, nelle istituzionali annate con meno iscritti. Non è escluso che lo stesso problema si presenti in futuro anche per scuole dell'infanzia. Tenendo che l'eventualità sotto evidenziata, qualora dovesse verificarsi, potrebbe non solo creare disagi sia alle famiglie che agli stessi scolari per possibili spostamenti, ma anche costituire un segnale, anche se apparentemente minimo, di spopolamento di una frazione importante del comune. Considerando che, in generale, si ritiene che le istituzioni
istituzioni devono affrontare completamente questa situazione laddove dovessero generarsi al fine proprio di mantenere vivo il proprio territorio, garantendo al riguardo adeguati interventi. Tutto ciò premesso, si chiede alla signoria vostra se sia a conoscenza di quanto riportato e nel caso quali eventuali interventi l'amministrazione comunale intende valutare per far sì che si possa dare risposta alle preoccupazioni dei genitori e creare quindi le condizioni onde evitare che la prima classe dello scuola elementare di San Giorgio di Lenza non venga istituita. Grazie. Ci sono altri interventi? Grazie Presidente. L'interpellanza corrisponde scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio. Azioni urgenti contro il disagio giovanile. Ancora una volta la situazione sembra sfuggire di mano. Qualche settimana fa si è verificato un evento particolarmente allarmante che ha visto protagonisti i ragazzi minorenni. Ci sono dati appuntamento presso il parco del pescatore per sfidarsi e dirimere una questione di onore. Per fortuna le forze dell'ordine hanno intercettato sui social la data dello scontro e si sono presentati all'appuntamento fissando, evitando conseguenze drammatiche. Quanto è successo ci porta a delle decisioni sul disagio giovanile a cui nessuno può sottrarsi. Nel nostro territorio sono presenti numerose associazioni di volontariato, poche si occupano di disagio e dei giovani. Dai dati relativi alle attività extrascolastiche 2019 richieste ai responsabili dei servizi sociali di Torvello risultano il progetto Spazio Aperto in collaborazione con la S4 e le parrocchie con attività pomeridiane dedicate ai ragazzi, il progetto Sport e Educazione in collaborazione con le società sportive Calcio Tavola della Salute e Basket BDO, il progetto Storie Ticine e Bibliostorie presso la biblioteca comunale dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. Sicuramente attività importanti, ma del tutto insufficienti rispetto alle problematiche della crescita sociale e formativa di adolescenti, sempre più fragili e talvolta con comportamenti devianti. La nostra città vive prevalentemente di turismo e ciò comporta che moltissime famiglie durante il periodo estivo siano impegnate nelle attività lavorative stagionali, demandando la vigilanza e l'accudimento dei propri figli ai centri estivi o a una rete familiare allargata non sempre vicina e attenta alle esigenze dei giovani. Nell'ultimo anno sono stati commessi vari reati da minori soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2018 a Cauro sono stati eseguiti 8 arresti, 10 denunce in stato di libertà e 36 segnalazioni ai sensi dell'articolo 75 del PR 309 del 90. Di queste ultime segnalazioni, 10 sono state le contestazioni a soggetti residenti a Cauro, di cui 2 minorenni, 34 italiani, di cui 2 minorenni. Sempre nel 2018 gli arresti in flagranza di reato, articolo 73,5 e 73,1 del DPR 309 del 90, hanno coinvolto 6 persone maggiorenni italiani e 2 minorenni di nazionalità straniera. I dati relativi al 2017 sono ancora più preoccupanti: 23 arresti, 13 denunce in stato di libertà e ben 59 segnalazioni ai sensi dell'articolo 75 DPR 309 del 90. Le contestazioni articoli 75 del DPR 309-1990 hanno coinvolto 20 persone, di cui 2 minorenni, 6 stranieri, 33 italiani maggiorenni e 5 minorenni, il 34% contestati e residenti nel comune di Caorle. Per le violazioni dell'articolo 73,5, sempre nel 2017, 3 contestate a residenti, di cui un minore, 2 stranieri e 8 italiani, con incidenza del 23 di denunciati residenti a Caorle. Dei 23 arresti, 7 hanno riguardato residenti a Caorle, 5 stranieri, 11 italiani maggiorenni, con incidenza del 30,5% di arresti residenti a Caorle. Questi dati allarmanti vanno sicuramente analizzati con responsabilità, non cercando colpevoli, ma trovando soluzioni urgenti e durature nel tempo grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine. Tutto ciò premesso, si chiede a codesta amministrazione di creare uno spazio di aggregazione per i giovani, luogo nel quale potersi confrontare e sviluppare le proprie passioni. A tal fine, come da nostra interpellanza del 16 febbraio 2018, avevamo già individuato il locale dell'ex sede del pronto soccorso, oggi adibito a deposito per la Caritas, luogo recentemente attenzionato dalle forze dell'ordine a seguito di reati di furto e danneggiamento. Di creare sinergie più fattive tra istituzione scolastica, azienda AS4, forze dell'ordine e servizi sociali, con progetti orientati all'ascolto e al supporto di situazioni di forte disagio e mancanza di genitorialità responsabile.
dando così risposte concrete alle reali esigenze sociali del nostro territorio. Di creare incontri periodici tra psicologi, assistenti sociali, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche e associazioni di volontariato, che coinvolgono famiglie e giovani, creando percorsi individuali necessari per il recupero di adolescenti in difficoltà, attivando tutte quelle azioni di inserimento occupazionale necessarie e fondamentali per una corretta crescita umana e sociale. Per tutti quegli adolescenti che si sono macchiati di atti di bullismo sempre in preoccupante crescita o atti di vandalismo pubblico, prevedere ore obbligatorie di civiltà sociale, come ad esempio accompagnamento e assistenza anziani, polizia delle aree mobili, degli argini fluviali, azioni ludico-ricreativi per anziani e disabili. Papa Giovanni XXIII una volta disse: molti oggi parlano dei giovani, ma non molti, ci pare, parlano ai giovani. Una società civile deve dialogare con i giovani, deve sapere ascoltare e coinvolgere, deve assumere la responsabilità di farli crescere, di insegnare i loro valori e rispetto delle regole, dando opportunità concrete e strumenti idonei per la loro crescita e maturità. I giovani sono il nostro futuro e solo attraverso percorsi educativi, formativi, di responsabilità sociale essi potranno rappresentare una generazione attiva e partecipativa, attenta ai bisogni della collettività, assumendo un ruolo da protagonista per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Consiglieri comunali Maria Elisa Ferrari, Patricia Greco. Grazie, ci sono altri interventi? Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Andiamo ad approvare i verbali della seduta del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 59 del 26/11/18 al numero 74 sempre del 26/11/18. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del piano finanziario della tassa sui rifiuti e relazioni di accompagnamento, anno 2019. Do la parola al vice sindaco commisso. Grazie, buonasera a tutti. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 numero 22, meglio conosciuto come decreto Ronchi, nell'ottica del riordino del sistema di gestione dei rifiuti sulla base delle direttive europee, detta nuove disposizioni anche per quanto concerne il versante delle entrate destinate a finanziare il costo di gestione del servizio. Per gli effetti di detto decreto, il Comune di Cavia ha istituito la tariffa di igiene urbana a partire dal 1 gennaio 2005, elaborata secondo quanto previsto dal DPR 158/99, il quale prevede che annualmente venga approvato il piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana e quindi onnicomprensivo di tutti i costi legati al sistema di raccolta e smaltimento urbani del territorio. Tale piano finanziario deve quindi essere redatto in via funzionale per ogni bilancio di esercizio e deve necessariamente trovare copertura dalle entrate previste attraverso la discussione della TARI. Per quanto attiene alle annualità 2019, sentita ASLO SPA e come la comunicazione del 26/2/2019, protocollo 6729 effettuato una valutazione sui costi da sostenere, gli stessi sono ricordati in allegata relazione di accompagnamento. Si avanzano le seguenti precisazioni a chiarimento di alcune voci riportate. Per la redazione della tabella dei costi si è utilizzato il modello standard del piano economico finanziario utilizzato da tutti i comuni facenti parte del Consiglio del Bacino a Venezia, ex atto Venezia Ambiente, così come deliberato dall'Assemblea del Bilancio di Bacino, scusate, numero 10 del 20 ottobre 2016. In virtù di tale schema sono fissati a priori i criteri di trattazione di costi totali della componente fissa e della componente variabile della tariffa. Tenuto conto dell'attivazione, a partire dal mese di febbraio 2019, della raccolta porta a porta anche nella zona di Levante, si rileva che tale iniziativa poco rileva sull'aumento complessivo dei costi di servizio. Tra le voci di costo riconducibili ai costi comuni, dall'annualità in esame compare la voce perdite su crediti inesigibili, accantonamenti, fondi di rischio su crediti, inserite in virtù di quanto previsto dalla modifica della legge 147 del 2013, 654 bis, che dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili. La somma corrispondente per l'annualità 2019 ammonta a euro 185.000. La somma relativa all'IVA recupero calcolata
10% di IVA recuperabile sulla quota differenziata pari a 98.260,95 viene divulgata in inflazione. Per quanto sopra esposto, tenuto conto del sensibile aumento del numero di utenze attive rilevate per l'anno in corso, l'aumento della tassa relativa ai servizi di igiene urbana per l'anno 2019 sarà mediamente pari all'1%. Stimate le spese inerenti conseguenti al servizio di igiene urbano e per tutto quanto sopra espresso si propone di approvare il piano finanziario tassa sui rifiuti in relazione all'accompagnamento, ex articolo 8 del DPR 158/99 e delle ripartizioni di costi per l'applicazione della tariffa di igiene urbana a decorrere dal 1 gennaio 2019. Grazie. Ci sono interventi? Nessuno? Ieri interno? Buongiorno, grazie Vice Sindaco. Una domanda che forse esula anche dallo stretto, come dire, articolo, dallo stesso passaggio che abbiamo appena letto del piano finanziario, ma volevo utilizzare questa occasione per raccontare una questione che mi sta a cuore. Ultimamente ho incontrato degli anziani che vivono da soli in casa e che godono già di tariffe agevolate in quanto anziani, tuttavia hanno un problema oggettivo che spero come ufficio lei possa prendere in mano. L'ho anche scritto all'ASL direttamente, ossia l'assenza specifica di una educazione alla differenziata nelle nuove zone in cui si è allargata la differenziata. Okay? Cioè ci sono anziani che non sono capaci perché nessuno gli ha insegnato a dividere il secco dall'umido piuttosto che la carta, piuttosto che... e non sono mai andati a nessun incontro perché fanno fatica a deambulare e non hanno la possibilità di... Quindi c'era bisogno, io ho sentito di azioni fatte da comuni sensibili come il nostro alla differenziata, che sono nel Reggiano, che hanno mandato per esempio di casa dei giovani studenti formati, educati, a insegnare a questi anziani come fare la differenziata, come farla, non proprio fisicamente come farla. Ecco, io non so se capisco che esula un po' dal testo, però era pertinente quindi del fatto della differenziata e del valore che noi diamo alla raccolta differenziata. Quindi se fosse possibile prendere in mano anche questo aspetto che è quello educativo per le persone che non riescono ad affrontarlo in maniera perché da soli sarebbe una cosa molto utile. Grazie. Grazie, consigliere interno, ci sono altri interventi. Capogruppo Ferrara. Sì, grazie. Volevo chiedere all'assessore se mi chiarisce cosa si intende per grandi utenze, che ho verificato nella relazione che ci sono una raccolta di rifiuti per quanto riguarda gli imballaggi per le grandi utenze che ha un'incidenza notevole. A pagina numero 2 della relazione. Raccolta porta a porta per umido, BPL, cartoni e imballaggi per le grandi utenze di tutto il territorio che ne facciano richiesta. Devo sapere quante e quali sono queste grandi utenze. Grazie. Vice Sindaco, rispondere. Sì, allora, prima rispondo sul sistema interno e poi chiederò il supporto dei dirigenti per dare risposta al capogruppo Ferrara. Ora, noi con ASO, il Comune di Cavolo con ASO, come lei sa, ha messo in campo un programma molto ambizioso. Non è assolutamente semplice, è molto complesso fare un porta a porta in una realtà come quella del Comune di Cavolo, dove sappiamo bene che il nostro centro storico abbiamo 7.000 residenti interno, siamo 70.000 del Stato. E vi assicuro che con ASO stiamo facendo un lavoro capillare, nel senso che stiamo andando tutte le realtà. Stiamo andando da praticamente ogni casa, stiamo facendo una campagna da ormai 7 anni da porta a porta e stiamo facendo il massimo. È chiaro che qualche sfruttatore che ha quello che ha suggerito lei
probabilmente anche la sua segnalazione avrà bisogno di essere presa per mano. Nelle fasi